Quando eravamo giovani, poi io ho lavorato là dai 14 anni come capo, che era maestro di muro, e tanto o a scuola o a travaglio. Allora io a scuola non era mica troppo coso, e ho lavorato come capo, facevo manuale, così ho imparato il mestiere e dopo l'ho continuato fino a oggi. Penso quella è, io la mia gioventù, so che era bello perché c'era amicizia, la prima cosa, l'onestà e portare da una parte. Sortiamo assai di stadini, andavamo in porto, e li uguali a dritte a manca, e le vesti. Ma abbiamo passato, io ho passato una bella gioventù, non regretto nulla. Regrettavo, no, non regretto mica tanto affari, perché è vero che gli inverni erano più duri, c'era la neve, oggi non ne va più, e poi non avevamo mica so facile come avevamo oggi alle case, sicuro, questo ne sta, poi diciamo, questo è cambiato. Ma quando eravamo giovani passa, come dice la radio, non la sentite mica, perché siete giovani e resistite le cose, era così. Era bella in tutto era busto, i paesi, i chiose, era tutto busto, era bello, era pulito, c'era tutto, si coglieva castagne, sotto era pulito, in gioco, tutti all'abbandono, la magione, lasciamo fuori. Non l'avevo mica troppo bella, parava. Perché? Perché non c'è... Bon, prima vedo che i paesi non c'è più niente, una, questa è importante. Dopo, la gioventù non vuole mica troppo fa ripigliare cose di poso bene, diciamo, lavorare come luciure, boh, ma malorosamente facevamo certi affari, non c'era mica a fare. E questo ha regretto, poi questo, dopo ognuno faceva a sua mura. Ora io sono ottimista piuttosto che pessimista, ma diciamo ottimista per la cosa umana, lì. Cioè a pensare che se non sparta questa gioventù che la si sparti. Voilà, poi ho messo detto, dopo. Allora, noi, io poi li suetto, come vengo a dire, che li provano a pigliare in mano la Corsica, perché sono quelli che la veneri di un paese, la Corsica, e che li provano a fare qualcosa come li buono, perché c'ho a lavorare la vita, il pane c'ho a vincere, o sorelle e o fronte. E li suetto questa, che li pagano la linea dritta.